Angelo Lavarra, reo confesso dell'omicidio della moglie Anna Filomena Barretta, avvenuto a Marano Vicentino il 20 novembre 2018, ha chiesto davanti al giudice di Vicenza di essere ammesso al rito abbreviato, istituto giuridico che prevede lo sconto di 1/3 della pena. Il giudice ha perciò aggiornato l'udienza al 20 gennaio 2020, una richiesta che i familiari della vittima si aspettavano, che in parte soddisfa la loro aspettativa di giustizia. Certamente sì, voglio dire, il 20 di gennaio avremo una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano alla luce di tutti gli atti di indagine sin qui raccolti dalla Procura di Vicenza. Rimane in sospeso, e solo il seguito del processo lo chiarirà, il perché l'imputato Lavarra occultò il cadavere della moglie e ammise le sue responsabilità solo mesi dopo l'arresto. Io ritengo, anche per conto della mia assistita, che il processo chiarirà e cercherà di far luce su tutte quelle ombre che la confessione tardiva e interessata dell'imputato ha voluto portare all'interno di questo processo. Quindi l'aspettativa sul punto è questa: capire perché e come, quando e cosa sarebbe accaduto se l'imputato avesse avuto più tempo per occultare il cadavere come ha fatto. Ora in ballo c'è il futuro delle vite delle orfane di Anna Filomena Barretta e Angelo Lavarra. La mia assistita tutto ciò che dovesse ottenere da questo processo lo devolverà in favore delle nipoti figlie della vittima. Per cui evidentemente l'aspettativa è quella di ottenere un risarcimento da devolvere all'educazione di queste due ragazze rimaste orfane di madre in modo così terribile.